Prima giornata in campo per Riduca Reflui, il progetto di Veneto Agricoltura finalizzato alla riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici. Presso l'azienda sperimentale Diana, in località Bonisiolo, si è tenuta una dimostrazione di soluzioni tecniche all'avanguardia per la distribuzione dei reflui sui terreni agricoli. Gli obiettivi e le finalità di questa giornata vengono così illustrati dal professor Giustino Mezzalira. Qui oggi vediamo sul campo quelli che sono i modi più avanzati e moderni per prendere quello che resta alla fine del trattamento dei reflui zootecnici, che può essere a valle di una stalla, ma meglio a valle di un impianto di digestione anaerobica, e come questi possono essere portati in modo efficiente in campo, efficiente sia dal punto di vista economico, quindi con i costi più ridotti, che dal punto di vista proprio anche dell'impatto ambientale, riducendo al minimo quelli che possono essere gli impatti negativi sia in termini di emissioni in atmosfera, di odori, di ammoniaca, eccetera, eccetera, e cercando di ridurre al minimo quella che è la possibilità che quanto noi stiamo portando sul campo possa essere lisciviato, portato via dalle precipitazioni, andando con ciò a fare proprio quello che non vogliamo, cioè a contaminare falde e corsi d'acqua. Nel corso della giornata sono state presentate macchine all'avanguardia nella distribuzione di frazioni solide e liquide, sistemi attualmente in uso in molte realtà europee. L'auspicio è che vi sia una maggiore attenzione per questo tipo di tecnologia anche nella nostra regione e che gli operatori locali possano presto contare sul suo utilizzo. Questo è l'appello di Luigi Sartori, docente di meccanizzazione agricola presso l'Università di Padova. L'importante è che venga recepita, oltre che dagli agricoltori e dagli utilizzatori, questa è la finalità della giornata, anche dal mondo politico, dai legislatori, che diano, almeno inizialmente, un aiuto per acquistare queste macchine innovative. Che bella la mia gioventù. Ed entriamo in questo studio ideale dedicato a questa nuova denominazione d'origine controllata, la Prosecco DOC, come detto, che si estende in 9 province, 5 del Veneto, 4 del Friuli Venezia Giulia. Non potevamo non incontrare ovviamente l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Allora, buona giornata assessore. Allora, una presentazione di una nuova DOC che fa ben sperare, immagino. Sì, fa ben sperare, è uno dei motori più importanti produttivi del Veneto, perché si parla del Prosecco DOC. Oggi con la presentazione del consorzio si vuole dare inizio a una politica importante, coordinata di territorio, il territorio veneto e friulano, ma vogliamo anche avere una politica aggressiva di quote di mercato da portare in saccoccia. Ecco, guardando al prossimo futuro, quali sono le operazioni di immagine, anche di promozione, che Regione Veneto adotterà in campo proprio vitivinicolo e enogastronomico? Ma sono tutte operazioni di consolidamento e di promozione nei paesi terzi, cioè fuori dalla Comunità Europea, attraverso quello che si è detto OCM Vino Promozione, cioè sono tra investimenti pubblici e privati, sono circa 70 milioni di euro, e la volontà è quella di valorizzare non i prodotti internazionali, quindi i vini internazionali, ma soprattutto i vini che abbiano una tradizione, un legame con il territorio, il Prosecco, Amarone, il Raboso, tutti quei vini che abbiano una cultura alle spalle. Io penso che il Prosecco farà la parte del leone. Io la ringrazio davvero per questa testimonianza, grazie all'assessore Franco Manzato. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte di Cronache Trevigiane, nella seconda spazio a Forum Spumanti d'Italia, tra poco. Ed entriamo in questo studio ideale dedicato al vino. Siamo ancora a Venezia, presso la sede del Casinò, per parlarvi di Forum Spumanti d'Italia. Questa prima edizione veneziana, il forum è giunto, e stiamo parlando con Luca Giavi, il direttore del forum, a Venezia per ribadire che il forum è nazionale. Questo è il messaggio. Chiaramente questo è il messaggio, avevamo la necessità di recuperare una terzietà rispetto ai diversi territori spumantistici italiani, lo abbiamo fatto con, ritengo, buona soddisfazione sia in numero di aziende partecipanti, ma soprattutto in ragione dei consorzi spumantistici italiani
Giavi, lo spumante italiano, questo è il concetto, si sta ricavando grandissimi spazi a livello internazionale, esplorando anche nuovi mercati. Può dare qualche numero in tal senso? Ma più che numeri diamo qualche indicazione generale. Il primo semestre 2010 sul primo semestre 2009 il mercato mondiale dei vini spumanti cresce a 2 cifre. In questo ambito un peso di tutto rilievo ce l'ha la spumantistica italiana, una spumantistica italiana che trova particolare soddisfazione nel mercato nordamericano, trova soddisfazione nel mercato intraeuropeo rappresentato dal mercato tedesco, anche sul mercato inglese fa dei buoni risultati, anche se in questo caso la nota positiva è più nei volumi che nei valori, e ottiene un risultato strabiliante con un incremento a 3 cifre sul mercato russo, dove si partiva chiaramente da volumi piuttosto ridotti rispetto al mercato americano e rispetto al mercato tedesco. Però questi risultati ci fanno sorridere perché è il successo di un sistema paese, quello italiano, che a differenza degli altri paesi spumantistici a livello internazionale vince. E vince perché? Perché non ha un prodotto leader, ma ha diversi prodotti con diverse caratteristiche che ottengono posizionamenti innanzitutto su tutti i momenti della giornata, dall'antipasto, dall'aperitivo fino al dolce, ma soprattutto ha dei prodotti che in qualche modo nella grande qualità che esprimono riescono a mantenere dei valori tali da essere in questo momento di crisi particolarmente appetibili. Luca Giavi, grazie per averci introdotti nel mondo del forum spumantistico italiano, e noi ci fermiamo qui, ci guardiamo insieme questo servizio e poi parleremo ancora tanto di Forum Spumanti d'Italia tra poco. Unire buona tavola alla solidarietà è da sempre un'ottima maniera per dare una mano a chi si trova in difficoltà. L'AIL Trevigiana, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, ha organizzato una cena di beneficenza al ristorante Da Celeste presso la Casa Gobbato. Un'occasione per raccogliere fondi per combattere la quotidiana guerra contro la leucemia e le altre malattie del sangue. Un impegno riconosciuto dal primario di ematologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, Filippo Gherlinzoni. Fin dall'inizio l'AIL ci ha sostenuto, ci ha finanziato nello sviluppo dell'ematologia, sia dal punto di vista assistenziale sia dal punto di vista di progetti di ricerca. Impegno, passione, generosità, aiuti alla ricerca, assistenza, tutto questo è AIL. Stefania Fasolo, responsabile del gruppo di Montebelluna, ci descrive come vengono usati i fondi raccolti. La Presidente poi distribuisce il denaro raccolto da tutti i volontari della provincia in vari modi e quindi lo gestisce sia con l'aiuto alle famiglie degli ammalati, con l'aiuto agli ammalati stessi, anche attraverso l'acquisto di medicinali oppure con l'acquisto di macchinari particolarmente costosi e difficili da trovare, mettendo a disposizione delle borse di studio e pagando dei medici o degli infermieri che lavorano appunto per questi ammalati di leucemia. Ed ora il primario Filippo Gherlinzoni lancia un appello per sostenere concretamente l'associazione. Abbiamo bisogno di volontari, di entusiasmo, di giovani, anziani che possano così dedicare una parte del loro tempo ad aiutare coloro che sono più sfortunati, che sono stati colpiti da malattie tuttora estremamente severe, estremamente gravi.